Amici, buongiorno. Oggi siamo a Goro. Perché? Perché c'è il comizio di Matteo Salvini. Goro, 3.679 abitanti, sindaco di centro-sinistra eletto in una lista civica, il sindaco Viviani nel 2016, però nelle ultime elezioni europee il 61% hanno votato Lega. Il fenomeno mediatico, partiamo del nostro servizio proprio dal momento dei selfie, il comizio è appena terminato, e Matteo Salvini è disponibile per centinaia di selfie. Dal punto di vista veramente mediatico è una cosa mai vista, nel senso che un politico che è a disposizione, dopo aver fatto un comizio, dopo aver fatto altri 2 comizi prima di arrivare qua a Goro, a Comacchio, ne avrà altri 3 nell'arco di tutta la giornata. Facciamo vedere quello che è successo a Goro lunedì 20 gennaio 2020. Quarto d'ora e 20 minuti al massimo sarà qua Matteo Salvini. È già partito dal Comacchio, sta arrivando. Quanto è importante Salvini a Goro oggi? È importante, è il massimo della soddisfazione che riconosca questo territorio. Solo lui può fare queste cose, non ci sono altri che le possono fare. Ecco, questo potrebbe essere un problema se solo lui potrebbe farlo. No, non è un problema, è lui che... No, nel senso, dopo Salvini? Abbiamo Borgonzoni, di fianco a lui. Quanto? È importante che Salvini venga a Goro, parli con voi? Non è importante perché tanto lo votiamo lo stesso. Ma la Lucia Borgonzoni, la conosci? L'hai mai vista? Certo, è venuta anche a trovarmi. È venuta nel momento più importante di Goro, quando c'è stata la mareggiata del mese scorso. Mamma mia, sto. Agli caffè? No, ma a quelli che rotto? mia la vuota a Ah, la vuota a capo. Sono candidata nella lista civica per la Borgonzoni, per la provincia di Ferrara. Ecco, giustamente chiedevamo al responsabile della Lega di Goro, quanto è importante Salvini oggi a Goro? Salvini è molto importante perché la credibilità che ha lui e la sicurezza che dà, oggi vediamo, no? La gente crede in lui, arriva, lo vuole ascoltare, lo vuole applaudire perché proprio pensa che sia l'unica persona che può dare quello che serve al paese, sicurezza. Ecco, per la Goro, io abito qua vicino, è notoriamente una città benestante, se possiamo dire. Quindi qual è che potrebbe essere il problema che più sentono gli abitanti di Goro e per cambiare anche in regione qualcosa? Beh, sicuramente noi abbiamo un'economia basata sul mondo della molluschicoltura e bisogna preservarla, l'ambiente prima di tutto, l'ambiente che non è solo legato all'atmosfera ma anche proprio a preservare il nostro territorio. Quindi un gran intervento di lavori mirati e decisivi, perché qua vengono sempre fatti interventi per rattoppi che però non servono a nulla perché ti fanno spendere tanto e poi alla fine non risolvono i problemi. Quindi interventi definitivi sicuramente per preservare la nostra economia. Ci siamo, Matteo è arrivato. Musica! Manderanno al governo, farò esattamente quello che ho fatto, difendendo i confini del mio paese. Sì, perché la maggioranza non ci fa niente.
grazie a voi, a Goro e a Gorino. Non riesco a essere... Oggi a Goro, quando vinciamo vengo a festeggiare Gorino. È bello, è il sorriso. Io trovo piazze sorridenti sull'Appennino reggiano, qua sulla costa, in provincia di Bologna. Oggi siamo a San Lazzaro di Savena, poi siamo a San Giovanni in Persiceto, domani in Bologna, mercoledì poi vivo a Valencia e Catanzaro, perché non si libererà solo l'Emilia Romagna domenica, ma si libererà anche la terra di Calabria, e poi torniamo qua. Chiedo a voi di andare a svegliare in questa settimana che manca, con lo stesso entusiasmo che vi porta in questo piazzale, in questo lunedì mattina, coloro che ancora non hanno deciso, perché è vero che siamo in vantaggio, è vero che siamo avanti per la prima volta in 70 anni, però il 26 il voto di ogni donna e di ogni uomo può essere quello che fa la differenza. Chi sta a casa ha perso, chi non combatte una battaglia ha già perso. Se giochi una partita puoi vincere o puoi perdere, se per paura stai in panchina e non giochi hai già perso. Io ho bisogno di gente con coraggio, con voglia e con orgoglio. Siamo pronti ad andare a vincere, sì o no? Quindi, e poi ci rivediamo a Gorino, tanto io oggi sono a Ferrara, Lucia oggi a Bologna e a Modena, ci stiamo dando il cambio. Mercoledì ci sarà Lucia con Luca Zaia in giro per la Romagna e giovedì in giro per l'Emilia, perché proprio noi ripartiamo dalla terra, dall'agricoltura, dalla fatica, dal lavoro, dal mare, dalle vongole. Noi abbiamo combattuto per anni la battaglia delle vongole, abbiamo combattuto la battaglia per smontare la direttiva Bolkestein, perché le spiagge emiliane devono essere gestite da emiliani, non da chi arriva domani mattina da Marte. Mi sono impegnato a uscire per mare con i pescatori della cooperativa di Comacchio, dove sono andato prima, quindi abbiamo delle tappe ben precise da settimana prossima. Grazie intanto, perché è un lunedì mattina di lavoro abbastanza freschino. So che molti di voi hanno preso per essere qua un'oretta di permesso dal negozio, dall'azienda, dalla scuola, e vi devo dire che stamattina siamo partiti a Comacchio e questo è il sondaggio più bello, più fresco e più vincente. C'era più gente stamattina, il lunedì, a bere un caffè con noi a Comacchio che non ieri con Bonaccini a prendere l'aperitivo la domenica pomeriggio. Quindi... E io ho preso il caffè e ho detto: non pago io, tanto ripassa Bonaccini, paga lui. No, scherzo, abbiamo pagato, si sa mai. Ciao, arrivo. Prego. Arrivo. Grande Matteo. Ciao ragazzi. Padre e figlio, vai. Merito E come abbiamo iniziato, finiamo con i selfie. Più di 20 minuti, disponibilissimo, e quindi questa probabilmente è la cosa che fa la differenza tra Matteo Salvini e gli altri politici. Io ho seguito abbastanza politici, per la prima volta che vedo uno così disponibile. Neanche Grillo, quando ha fatto la sua campagna più o meno massacrante come questa, era così a disposizione del suo elettorato e del suo pubblico, né Renzi né neanche Berlusconi. Da Leandro Maggi, da Prima Free, Made in Polesine, è stato un piacere.